Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Il punto più importante dal punto di vista dell'informazione naturalmente di questa giornata sarà la conferenza stampa che il presidente del Veneto Luca Zaia terrà in diretta dalla sede della Protezione Civile a Marghera alle 12:30, quindi fra circa mezz'ora. Il punto stampa di Luca Zaia è ritornato quotidiano dopo una sosta nella fase meno critica dell'emergenza coronavirus. Adesso i dati sono tornati a crescere, quindi c'è necessità di informare continuamente e in modo puntuale la popolazione. Zaia fa le conferenze stampa, noi siamo sempre presenti, quindi alle 12:30 con gli ultimi dati, tutte le novità, anche perché da una parte aspettiamo i nuovi dati che sappiamo nel giorno della conferenza stampa, quindi in pratica ogni giorno Zaia fornisce durante il punto alle 12:30. Quelli serali ve li possiamo dare nei nostri TG Bassano, TG Vicenza, nella nostra informazione, ma quello di il bollettino del mattino non arriva ormai prima delle 12:30 alle 13, quindi lo avremo fra poco. Poi andiamo a vedere gli ultimi dati che sono quelli di ieri sera, quindi fra mezz'ora Zaia in diretta qui e sulla pagina Facebook di Rete Veneta e anche sulla pagina reteveneta.it in streaming. Noi siamo in attesa dei nostri collegamenti con i giornalisti che come sempre ci chiamano per informarci di quello che è successo, di quelle che sono le novità dal Veneto, ma prima di andare a sentire i nostri colleghi dalle redazioni di Padova, Vicenza e forse anche Bassano, perché abbiamo un furto anche importante nel bassanese, andiamo a risentire quali sono le ultime dichiarazioni di Zaia nella conferenza stampa di ieri, nella quale si è parlato della curva delle terapie intensive e di quella dei contagi. Le terapie intensive hanno una curva di crescita decisamente, diciamo, più piatta di quella della curva della prima infezione di marzo. Cioè se a marzo era così, oggi è così. È questa la tendenza attorno alla quale ruota ogni ragionamento politico e sanitario ora e per le prossime settimane. Inevitabile anche per questo guardare ai modelli matematici. Ad oggi, se il trend attuale delle terapie intensive continuasse così, potrebbe accadere che a fine novembre si passasse dalla fase 2, in cui siamo adesso, alla fase 3. I famosi 151 posti in terapia intensiva occupati. Certo, a preoccupare sono anche i ricoveri in area non critica che hanno superato già quota 600. Poi bisognerà vedere che effetti avranno le ultime restrizioni e quelle che potrebbero arrivare nel weekend con il sempre più certo nuovo DPCM, misura attesa anche da Zaia che ha già pronta una propria ordinanza ma non vuole creare sovrapposizioni. Se ci sarà qualche misura a livello nazionale, poi che non vada assolutamente a collimare magari con qualche misura regionale, che sarebbe antipatico soprattutto perché c'è già chi ha tanta ansia. Almeno in Veneto nessuna autocertificazione, quindi coprifuoco in vista, stretto giro di posta, come invece in Lombardia. Qua è libero, cioè, noi non abbiamo fatto nessuna ordinanza. Al governo Zaia però manda alcuni messaggi, dalla necessità di un piano di sanità pubblica nazionale a quello di tenere aperte piscine e palestre. Nel frattempo si va avanti con tamponi e test rapidi, una mano arriverà dall'esercito che ha messo a disposizione della Protezione Civile Nazionale 200 squadre composte da medico, infermiere e operatore. A noi in teoria una ventina di squadre dovrebbero arrivare. A fare la differenza sul fronte dello screening in questi giorni sono sempre di più i medici di famiglia. Su 3.150 medici di base, già in questo momento, cioè è una roba straordinaria perché questa regione sta facendo scuola e grazie ai medici, 650 medici, quindi il 21% dei medici di base, stanno facendo gratuitamente la somministrazione di tamponi rapidi ai loro assistiti. Io spero di riuscire a convincerli tutti 3.150. Altro fronte, quello delle scuole dove il contagio è sotto controllo, gli studenti positivi sono lo 0,12% del totale. La Regione sta poi lavorando a un protocollo comune per la gestione degli accessi in ospedale, visitatori compresi. La volontà è quella di evitare il più possibile la chiusura dell'accesso ai familiari, ma di avere quell'attenzione e quel monitoraggio dovuto. Resta poi la questione Germania con Berlino che ha inserito il Veneto in zona rossa. Non esiste uno Schengen sanitario in
in questa Europa. L'Europa ancora perde l'occasione per portare avanti un minimo di regia. Allora, queste erano le ultime dichiarazioni di Zaia. Sentiremo oggi sia i dati sia le novità, anche perché pare che sia in arrivo un nuovo DPCM da parte del governo. Zaia stesso ha annunciato che ha un'ordinanza pronta sulla scrivania, ma aspetta a firmarla per capire cosa deciderà il governo di Roma, quindi una situazione di grande incertezza. Ma andiamo subito a Padova, dove c'è la nostra Valentina Visentin collegata oggi per una volta tanto indoor invece che... Indoor con la mascherina, perché non sono da sola, tengo a precisarlo, per questo motivo ci sono anche 2 colleghi, quindi per il rispetto delle norme, delle regole, utilizzo la mascherina. Certo. Abbiamo sentito il governatore Zaia, ieri c'è stato anche un messaggio forte da parte del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che ha fatto un video in cui ha invitato tutti i padovani a contenere il più possibile le uscite, anche le visite in casa. Il sindaco ha proprio detto: cercate di utilizzare la mascherina il più possibile, se necessario anche dentro casa, quando ricevete delle persone che non appartengono strettamente al nucleo familiare e non sono conviventi. Quindi anche se viene un parente, ha chiesto il sindaco, utilizzate la mascherina, contenete gli spostamenti, contenete le visite, non invitate troppe persone a casa. Insomma, un appello proprio ai cittadini di essere responsabili. Il periodo, ha detto Giordani, è molto difficile, speriamo insomma che, non posso dirvi che sarà un Natale semplice, un Natale facile, ma per il bene di tutti e di tutta la nostra comunità vi chiedo un ulteriore sacrificio, lo dovete fare, ha detto Giordani, anche per tutelare le attività economiche che soffrirebbero in maniera importante un nuovo lockdown. Quindi serve l'impegno di tutti, lo ha ribadito più e più volte in un messaggio durato circa 4 minuti e mezzo e diffuso attraverso i social e i mezzi di comunicazione dallo staff del sindaco Giordani. Intanto sul fronte tamponi, l'USL ha fatto sapere che verranno intensificato tutta la grande macchina di tamponi messa in piedi in questi ultimi giorni, perché come ben sapete ormai da una settimana il punto tamponi si è spostato allo Stadio Euganeo. Dopo aver allargato l'orario dello screening di 12 ore, quindi dalle 8 del mattino alle 8 di sera, l'USL ha deciso di fare un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Come funzionerà? Dal lunedì al venerdì i tamponi si faranno dalle 8 alle 20 allo Stadio Euganeo e poi di sera dal lunedì alla domenica, cioè quindi dalle 8 della sera alle 8 del mattino a Schiavonia. Nel fine settimana invece dalle 8 del mattino alle 8 di sera all'ospedale ai Colli. Quindi lo ripetiamo: dalle 8 del mattino alle 8 di sera, dal lunedì al venerdì allo Stadio Euganeo e nel fine settimana all'ospedale ai Colli. In orario notturno dalle 8 di sera alle 8 del mattino all'ospedale di Schiavonia. Da capire come funzionerà invece la parte dell'Alta Padovana. Certo. Valentina, ti chiedo un'informazione perché girano voci un po' contrastanti su questo argomento. Vi risultano già alcune difficoltà, colonne, lunghe attese per questo H24? Allora, il servizio ovviamente partirà dalle prossime ore. In questi giorni comunque c'è stato si sono intensificati i tamponi, lo screening, si sono registrate alcune code, tutte piuttosto ordinate, anche perché proprio la scelta di spostare da via Temanza, che è all'Arcella, allo Stadio Euganeo, era proprio per garantire una maggiore sicurezza delle persone che si recano a fare il tampone, perché allo Stadio Euganeo c'è la possibilità di essere riparati in caso di maltempo e in questi giorni, insomma, già da ieri c'è stata la pioggia, anche oggi la giornata non promette bene, quindi logisticamente il punto tamponi Euganeo all'Euganeo consente di gestire meglio le code che sono inevitabili in questo periodo e anche di mettere in sicurezza le persone, evitandole di esporle agli agenti atmosferici, alla pioggia. E, tra le altre cose, facendo un rapido calcolo qui con i colleghi, abbiamo visto che l'USL riesce in questi giorni, solo ieri, in 24 ore, in 12 ore, ha realizzato un tampone ogni 30 secondi, quindi quasi 2 tamponi al minuto. Valentina, allora dobbiamo andare in pubblicità. Prima di andare in pubblicità ti chiedo però se abbiamo cronaca da Padova per il momento.
Al momento notizie di cronaca delle ultime ore per quanto riguarda la notte non ce ne sono, ma se abbiamo aggiornamenti come sempre vi contattiamo e ci siamo pronti qui a ricollegarci. Benissimo, quindi la pattuglia padovana composta da Valentina Vigentin, Guido Barbato e Francesco Rattai pronti a intervenire in qualsiasi momento. Grazie Valentina, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Torniamo in studio, l'avete visto, i nostri giornalisti all'interno delle redazioni con le mascherine, sta cambiando tutto di nuovo. Per sapere come cambierà basterà aspettare 20 minuti per la conferenza stampa di Luca Zaia. Adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio, fra pochi minuti alle 12:30 avremo Luca Zaia, Presidente della Regione, in diretta qui sul canale 18, sulla pagina Facebook di Rete Veneta e sul sito reteveneta.it per fare il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Avremo i nuovi dati, avremo la situazione, avremo anche forse più chiaro quello che governo e regione intenderanno fare nelle prossime ore per cercare di frenare l'ondata di contagi che abbiamo visto in questi giorni. Prima di andare a Mestre, a Marghera, però dovremo avere fra poco in collegamento la nostra Gabriella Basso da Vicenza per il punto sulle notizie vicentine. Come sempre anche la provincia di Vicenza ha molte informazioni da fornirci, anzi vediamo che sta già entrando, come si dice in gergo, nel nostro studio grazie ai potenti mezzi che ci vengono forniti in questo caso da Skype, e andiamo subito a sentire. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e per gli spettatori di Rete Veneta. Buongiorno, quali sono le notizie da Vicenza oggi? Allora, intanto volevo farti notare il bellissimo scorcio che ho trovato dove mi sono posizionata, vi do un'immagine bellissima della piazza in maniera un po' diversa magari, guardate che bella che è, assolutamente, con ancora diciamo gente in movimento e tutto quanto. Notizie che vi do, abbiamo sentito un po' la gente perché mentre il governo sta andando verso sempre di più un'estensione del coprifuoco, abbiamo provato a sentire un po' cosa ne pensano i vicentini e i titolari magari di attività economiche, e effettivamente se i vicentini dicono beh è una questione di sanità per cui il coprifuoco insomma ci sta, anche se non piace molto questa parola coprifuoco che fa pensare alla guerra, ecco. Ma dice chiamiamolo in maniera diversa che diventa anche meno angosciante. I commercianti sono comunque preoccupati perché chiaramente le attività economiche, i bar, i ristoranti saranno quelli che per primi ne risentiranno maggiormente, insomma. Poi la scelta tra coprifuoco e lockdown è chiaro che è difficile, forse al momento è meglio un coprifuoco e sperare che assembramenti e attività, insomma, sia un coprifuoco per un tempo ristretto, ecco, in modo da poter tornare poi a lavorare e facendo scendere appunto la curva dei contagi. Questo per quanto riguarda la questione Covid, ovviamente. Per quanto riguarda la cronaca, Gabriella, abbiamo notizie già da questa mattina? Allora, non abbiamo qualche piccola notizia, niente di sconvolgente, però diciamo che parliamo un po' di multe, ne sono state date alcune sempre per chi ne è senza mascherina, però i vicentini sono sempre molto ligi, devo dire, quindi sono veramente poche, sono un paio tutto sommato, e tra l'altro una data dalla polizia dopo che un cittadino italiano a seguito di una lite per futili motivi aveva dato un calcio a un'auto della persona con cui stava litigando, e quindi sono arrivati a fermare questo cittadino italiano, e in quell'occasione era anche senza mascherina, per cui è stato multato, ecco. E l'altra multa è stata data invece dalla polizia locale. Molto bene Gabriella, naturalmente tutte queste notizie e tutto quello che succederà da qui in avanti lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera. Grazie, sì assolutamente, buona continuazione e buon lavoro. Buon lavoro anche a Gabriella Basso da Vicenza. Avete sentito, oggi il tema è quello dei rischi veri o presunti che i cittadini, le attività commerciali sentono di correre da qui in avanti, ma siccome si avvicina il momento della conferenza stampa di Zaia, noi andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quel che sta succedendo in Veneto. Fra pochi minuti avremo il Presidente della Regione Luca Zaia in diretta qui su Rete Veneta. Vedete, siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera. È tutto pronto per il punto stampa di Luca Zaia, molto atteso perché sono in arrivo nuovi provvedimenti sicuramente restrittivi, dato che è questo il percorso ormai che ci è stato fatto vedere da parte del governo. C'è un'ordinanza della regione già ferma, già pronta sul tavolo di Zaia, che aspetta solo di essere firmata, ma il governatore ha annunciato che la firmerà una volta che saranno stati confermati i decreti. Quindi il DPCM dovrebbe uscire, si dice, pare fra domani e lunedì al massimo, e quindi vedremo cosa succederà. Nel frattempo aspettiamo anche i dati da Zaia sull'emergenza coronavirus, perché a ieri, e diamo un'occhiata a quello che è il report di ieri sera, a ieri avevamo 604 nuovi casi in tutto il Veneto, per un totale di 14.580 persone positive. Sono dati aggiornati a ieri sera, quindi nella giornata di ieri erano circa 1.400 i nuovi casi. Capiremo poi cos'è cambiato nelle ultime ore. La seconda parte della tabella, che è sempre molto importante perché fotografa la situazione degli ospedali, ci dice che abbiamo 621 persone ricoverate e 68 in terapia intensiva. Sono 24 in più rispetto all'ultima rilevazione, quelli ricoverati in area non critica. 2 terapie intensive si sono liberate, ma sono stati segnalati anche 6 decessi. Torniamo in studio, pronti ad andare a vedere la conferenza stampa di Luca Zaia, ma arrivato poco fa una notizia anche di cronaca, perché nella notte scorsa ignoti si sono introdotti all'interno della ditta Cicli Mondial, di cui dovremo avere gli esterni grazie a Google. Siamo a Rossano Veneto, è un'azienda che fa biciclette. Sono state rubate bici mountain bike da corsa stradali, già assemblate pronte per la vendita, motori elettrici a batteria per biciclette, cambi e altro, per un danno complessivo di almeno 70-80 mila euro, forse sono addirittura di più. Il danno è assicurato. Le indagini sono in corso, la notizia è appena arrivata da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bassano de Grappa e della stazione di Rosà. Il sistema d'allarme, ci fanno sapere i carabinieri, non è entrato in funzione. Si ipotizza che siano stati utilizzati dei furgoni o dei camioncini per portare via le biciclette rubate. Questa sera nel TG di Bassano avremo tutte le informazioni su questo furto, 70-80 mila euro di biciclette rubate in questo momento storico molto particolare, sono un danno davvero importante. E insieme a questo danno, finché aspettiamo Zaia, diamo un po' un'occhiata a quello le notizie che girano in questo momento. Ci fanno sapere che a causa del Covid l'artigianato anche veneto è sempre più in difficoltà. Nei primi 6 mesi del 2020 le imprese del settore sono calate di 4.446 unità, facendo scendere il numero complessivo da quota 1.291.156 a quota, 1.291.000. E nel secondo trimestre i saldi sono stati peggiori degli ultimi 10 anni. A quanto scrive la CGA, secondo la quale se fosse deciso un nuovo lockdown sarebbe il colpo del definitivo KO per le imprese. Un nuovo lockdown generalizzato darebbe il colpo di grazia, fanno sapere, ad un settore che da 11 anni a questa parte sta costantemente diminuendo di numero. Dal 2009 infatti hanno chiuso definitivamente la saracinesca 185.000 aziende artigiane, dice il coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabeo. Sia chiaro, fanno sapere dalla CGA, soluzioni miracolistiche, miracoli non ce ne sono, anche se è necessario un imminente intervento pubblico, almeno per calmierare
il costo degli affitti, ridurre le tasse, specie quelle locali, facilitare l'accesso al credito. La situazione addirittura potrebbe peggiorare da gennaio, quindi sono cose che anche noi qui con i nostri ospiti diciamo da mesi: facilitare l'accesso al credito, ridurre le tasse e calmierare il costo degli affitti, che insomma da sempre rappresenta una delle voci di spesa più importanti per chi fa impresa anche e soprattutto in Veneto. Torniamo a dare un'occhiata alla sede della Protezione Civile a Marghera. Vediamo che il Presidente non è ancora arrivato, ma è tutto pronto per la conferenza stampa. Lo staff della comunicazione ha già attivato tutte le procedure anche per la diretta Facebook di Zaia. Noi quello che vedete qui lo vedete anche sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito reteveneta.it. Aspettiamo il governatore, dicevamo, per avere i dati di oggi. Vi ricordiamo che ieri i nuovi casi in Veneto sono stati circa 100, poco meno di 150, una media che si tiene tale da almeno un paio di giorni. Le notizie però sono buone per così dire, riguardano le terapie intensive, ovvero l'assetto sanitario della nostra regione sta reggendo l'urto del coronavirus. Gli ospedali sono sotto stress, su questo non ci piove, anche perché il numero dei ricoverati sale costantemente, siamo oltre quota 600, ma le terapie intensive, che sono la vera cartina di tornasole delle difficoltà della sanità rispetto all'emergenza coronavirus, reggono molto bene. Insomma, è un dato ufficiale questo, che poche decine, 60-70 terapie intensive non siano in grado di mettere in difficoltà l'assetto sanitario del Veneto. Dovessero salire questi numeri, bisognerà fare un po' i conti con un cambiamento di situazione. La Regione ha già annunciato che al raggiungimento delle 150 terapie intensive impegnate da pazienti con il coronavirus verranno aperti 10 Covid hospital in tutto il Veneto, quindi è tutto pronto. Sapete, è stato presentato pochi giorni fa il nuovo piano di sanità regionale, c'è il cosiddetto semaforo, ci sono vari colori, ci sono 6 livelli che definiscono appunto il grado di stress della sanità. In base a ogni livello, quindi al numero delle terapie intensive, dei ricoverati e dei positivi, la Regione farà delle scelte per la sanità che sono già state impostate. Ieri Zaia ha detto che il semaforo banalmente fra verde e rosso è sull'arancione, quindi siamo davanti a un periodo che potrebbe rivelarsi davvero molto complicato. Le ricadute immediate di tutto questo sono, ad esempio, la cancellazione di tantissimi eventi, manifestazioni in questo fine settimana. Qualcun altro ha deciso invece di mantenere questi eventi, queste manifestazioni, queste iniziative per dare almeno quel po' di ossigeno che si può dare al commercio, al turismo davanti a un periodo che potrebbe prolungarsi addirittura, secondo alcune fonti, fino a Natale. Altri, dicevamo, hanno scelto di bloccare tutto per motivi di sicurezza. Ne parleremo anche nel nostro telegiornale TG Bassano di questa sera, perché siamo andati a sentire cosa pensano i cittadini di tutte queste novità. Allora, Zaia in arrivo, vediamo che è tutto pronto a Marghera nella sede della Protezione Civile. Vi ricordiamo ancora una volta, finché aspettiamo il governatore, quelli che sono i dati di ieri sera, così potrete averli ben chiari quando Zaia fornirà quelli di questa mattina. C'erano a ieri sera 14.580 persone positive in Veneto. Calcolando il numero dei ricoverati, che assomma a meno di 700, vediamo che la stragrande maggioranza sono asintomatici. Sappiamo che si è abbassato un po' il livello la quota dell'età media delle persone colpite. Ci sono migliaia di persone in isolamento. Sappiamo che erano 13.000 nell'ultima rilevazione, che risale ormai a un paio di giorni fa. Dovrebbero essere oltre 13.000 persone in isolamento in Veneto. Persone in isolamento, parliamo di chi è positivo asintomatico, di contatti di positivi asintomatici, di chi è tornato da
da viaggi all'estero, contatti naturalmente anche di positivi sintomatici, questo è ovvio, tutta una serie di casi in cui scatta l'isolamento fiduciario e non si può uscire, non si può vedere nessuno. È un dato che non ci pare sia stato fornito nelle ultime ore, quindi vedremo anche questa situazione. Ma arriva il governatore, vi lasciamo a Zaia. Hola Chiara. C'è mica ritardo, no? Quanto è il ritardo? Scusate. Perché anche stamattina abbiamo fatto riunioni, videoconferenza, peraltro la videoconferenza più corposa, io ci ho solo partecipato velocemente, cioè l'ha fatta l'assessore Lanzarin con tutti i direttori sanitari delle ULSS per avere un punto, diciamo, un punto nave della situazione rispetto agli ospedali, che è fondamentale. Io passerei, anche per economizzare nei tempi, al bollettino e poi vi do alcune nostre riflessioni. Considerate che oggi, peraltro, da quel che non è dato a sapere, ma sembra sia così, ci dovrebbe essere un incontro comunque con il governo o quantomeno un confronto per un paventato di DPCM, ma non abbiamo ancora capito di cosa si tratta. 2.226.292 tamponi. Allora sono esattamente 17.461, magari una volta ogni tanto scriviamola sta cifra, 17.461 tamponi in 24 ore molecolari. A questi ci aggiungete almeno 10.000 tamponi rapidi, quindi 17.461 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore, che vanno a sommarsi dentro qui, più altri più o meno 10.000 molecolari. Fatto, Angela? Sì, grazie. Prego. Test rapidi, inutile che vi continui a dare dati, nel senso che voglio darvi un dato, diciamo, più puntuale e analitico, e tanto è vero che stiamo chiudendo, comunque sono oltre 1,5 milioni di test rapidi, questo è poco ma sicuro. Numero positivi, 42.869. Questi sono i positivi dall'inizio della vicenda coronavirus, dal 21 febbraio, e sono 1.729 in più, cioè il budget di tutto l'ammontare dei positivi. Positivi di oggi 15.621 più 1.587. Più 1587 oggi. In isolamento abbiamo 14.958 persone. Ricoverati 631, dei quali 83 negativi. Sto parlando sempre delle ultime 24 ore. Terapia intensiva 73 pazienti, dei quali 5 negativi. Totale dei morti 2.317 più 9. I dimessi sono quasi 4.500, sono 4.486 dall'inizio di questa tragedia, abbiamo dimesso 27 persone anche ieri nelle ultime 24 ore. I sintomatici oggi a domicilio sono 469. I positivi oggi a domicilio sono 15.005. Vuol dire che abbiamo il 97% dei positivi a domicilio, cioè per capirsi il 97% dei 15.000 positivi che non hanno sintomi. Allora, si rispecchia, vi do 2 o 3 dati di natura epidemiologica. Primo, si rispecchia questa percentuale di un'alta percentuale di positivi asintomatici. Nello specifico avete visto i dati sul 97%, poi avete visto voi che siete ormai esperti, che varia dal 96 al 97, 95, dipende dalle giornate, ma insomma abbondantemente sopra il 95% e oggi è al 97%. Vediamo un abbassarsi dell'età media del positivo, cioè abbiamo un soggetto che rappresenta
diciamo il positivo ormai in maniera assolutamente evidente, che sono i giovani. Si è abbassata di molto l'età media, perché siamo passati da una media di marzo dei 60-65 anni a un'età media di oggi di 40-45, ma con molti giovani. Mi dice il dottor Rigoli che abbiamo giovani che hanno una alta carica, cioè vuol dire che, come ormai voi sapete, tu vai in laboratorio, fai il molecolare e trovi velocemente il virus, cioè hanno basse amplificazioni, quindi vuol dire che il virus c'è. Però se andiamo a guardare il dato epidemiologico, nonostante questo, in questa fase, oggi, la diffusione di questa alta carica non si traduce in una diffusione di tanti positivi sintomatici, ma è un dato che può essere, diciamo, smentito nei prossimi giorni. In questo momento abbiamo questa situazione: 15.000 positivi, 97% non hanno sintomi, sono 469 quelli con sintomi. Io trovo strano che nessuno faccia un'analisi, qui ringrazio l'assessore Bottacin che me l'ha fatta su una mia richiesta, essendo lui responsabile di questa parte, diciamo, di statistica epidemiologica. Trovo strano che nessuno abbia preso in mano i dati di marzo. Marzo è il nostro mese rappresentativo, no? 29 marzo, 356 terapie intensive. Confrontato il numero di tamponi di marzo con il numero di positivi di marzo, il numero medio di tamponi giornalieri di marzo con il numero medio di positivi che trovavamo con quello di oggi. Perché detta così in soldoni, dire che oggi abbiamo 2000 positivi al giorno fa venire i brividi. Allora noi ci siamo presi la briga di far questo, ma non lo voglio dire perché vogliamo portare avanti una teoria, ma semplicemente perché i numeri vanno visti come si debbono vedere. A marzo, il 22 marzo, abbiamo preso la giornata, diciamo, clou, quella più pesante, e comunque abbiamo fatto anche una media del mese. Avevamo 412 positivi. Pensate quanti tamponi facevamo a marzo in un giorno? 2703 tamponi. Era il 22 marzo. I positivi sui 2703 tamponi valevano il 15,2%. Cioè vuol dire che ogni volta che uscivamo a fare tamponi, 15,2 era positivo. 21-10. 1553 positivi. Uno dice: Madonna, ma che numero che viene fuori? Perché è questo che ci stanno vendendo anche mediaticamente, no? I numeri, ma non lo dico con attenzione, voglio essere chiaro, non ci vendono una narrazione. Il problema a volte è la pigrizia di non fare i confronti. E quindi vi ricordate quando dicevo: è inutile che mi dite ha fatto i tamponi? Cioè non possiamo sempre ragionare in numeri assoluti, bisogna vedere quanti tamponi per abitante, perché tu non puoi confrontare i miei tamponi con il numero assoluto di un altro se l'altro ha metà abitanti di miei, perché vuol dire che io ne faccio molti di più, anche in percentuale. 1553 positivi il 21-10, 20.181 tamponi molecolari, no? Sì. Molecolari. Non ci mettiamo dentro i rapidi, che sono altri 10.000, quindi vuol dire che il dato sarebbe ancora più pesante, 7,7%. Cioè se paragoniamo i tamponi molecolari di marzo, che erano un decimo più o meno di quelli di oggi, nelle giornate clou, vediamo che abbiamo metà positivi di marzo al giorno, rapportati ai tamponi. Allora uno può dire: e se avessimo a marzo fatto gli stessi tamponi di oggi? Vi dico subito il dato: avremo oggi 3.000 positivi, invece che 400. Avremmo avuto il 22 marzo, invece di avere 412 positivi, ne avremmo avuti 3.000. Non serve fare commenti su questo. Allora, se è vero che mettendo in linea oggi abbiamo meno positivi su tampone, la metà di marzo, è altrettanto vero che c'è un altro aspetto che dobbiamo valutare,
che oggi rispetto a marzo abbiamo meno carico di terapie intensive, perché vi ricordo che il 22 marzo erano 6 giorni prima del 29, scusa, 7 giorni prima del 29, che aveva 356 persone in terapia. E il 13 marzo noi avevamo già 111 persone in terapia intensiva. Noi non abbiamo nessuna velleità di star lì a creare nuove narrazioni, però dico, bisogna che cominciamo per decidere una strategia a guardare i dati come sono, perché io mi sono un po', come si può dire, preoccupato, e tu vedi 800 persone positive al giorno, 1000, e dico, guarda, l'ospedale non c'è un'interfaccia, no? Allora tu vai a vedere a marzo e capisci perché a marzo facevi 1/10 dei tamponi e avresti avuto 3000 persone positive se facevi gli stessi tamponi. Questa è una lettura che nessuno ha mai dato. Perché la diamo? Perché è giusto guardare in faccia la realtà, capire che il virus c'è, e questi, diciamo, super diffusori che possiamo avere magari non creano sintomatologia nella stragrande maggioranza dei casi, ma quando intercettano un paziente candidato ideale, se va bene vai in area non critica, se no mi finisce subito intubato in terapia intensiva. E ai cittadini che ci stanno ascoltando io vorrei dire solo una cosa: portate i dispositivi, portate le mascherine, e lo dico per un semplice motivo, perché l'emergenza coronavirus per noi si chiama emergenza ospedaliera. Quindi superiamo tutte le riflessioni, fa male, non fa male, siamo bravi a curare, non siamo bravi a curare. Fra l'altro dovrebbero arrivare novità per le cure domiciliari, come vi avevo anticipato in settimana. Ma è fondamentale capire che noi questa battaglia la facciamo per poter tenere aperti gli ospedali. Perché quando mi vedo persone che mi dicono: ah, ma alla fin fine il 97% non è positivo, non ha sintomi, ma alla fin fine la quasi totalità fa percorso netto perché la mortalità è lo 0,27%, perché è il dato che è uscito anche ieri, che è molto più basso di quella di marzo, ma è vero che a marzo non avevamo la qualità delle cure di oggi. Allora, alla luce di tutto questo, tutto ciò premesso, cerchiamo di sgombrare le nostre menti da questi ragionamenti e andare al dunque. I nostri ospedali hanno 7.500 posti letto, hanno un totale di, in questo momento, 1 migliaio di terapie intensive. Se non fermiamo il trasferimento dalla società libera, civile, sana, di cittadini all'ospedale, cittadini ammalati, se non fermiamo questa emorragia tra i sani e i malati che finiscono in ospedale, noi possiamo dire con certezza che dovremmo cominciare a chiudere servizi ospedalieri ordinari, dovremmo chiudere ospedali per dedicarli totalmente ai pazienti Covid. Questo è l'unico vero problema che sta, diciamo, interessando tutte le sanità del mondo, perché questo virus ha purtroppo questa caratteristica che se ti colpisce tu hai bisogno di cure mediche, o le fai domiciliari o le fai ospedaliere se sei più grave. Vi lasciamo, me l'ha dato l'assessore Lanzarini, un dato che abbiamo voluto ricostruire rispetto ai medici e al personale in generale, perché qui trovate dentro anche i dipendenti, diciamo gli amministrativi. Noi abbiamo oggi una percentuale di 0,7, no? Di infezione negli ospedali, e comunque tra i dipendenti, ULSS, amministrativi eccetera. Guarda, ci sono dentro anche alcuni dipendenti regionali, ma insomma stiamo parlando di 8 casi, per cui pesa nulla. 0,7% di infettati. Si è un po' mossa la curva, sono 496, 496, sì, ma ad oggi sono 496, e si è un po' mossa la curva, forse un po' l'esito magari di quello che è anche la storia di questa epidemiologia, ma è inutile che vi dica, se vi ho detto prima che siamo preoccupati dell'emergenza ospedaliera, siamo triplicamente, decuplicamente preoccupati della salute dei nostri medici e dei nostri operatori sanitari, perché capite che se noi abbiamo il mondo che si occupa delle cure infettato, è finita. Tanto è vero che vi ricordo che abbiamo nel nuovo piano, ha già scritto a Russo, no? Ogni 7 giorni facciamo il tampone a tutti coloro che sono in prima linea.
Abbiamo provato la delibera lunedì, penso insomma che sia già arrivata la lettera, quindi ogni 7 giorni a tutti i medici in prima linea, terapie intensive, malattie infettive, pneumologia, insomma dove si lavora col virus, e comunque ogni 20 giorni a tutto il resto dell'ospedale, tutti gli altri dipendenti dell'ospedale. Stiamo parlando di una mole con gli amministrativi insomma di quasi 60.000 persone testate, che non sono poche. E attendiamo l'eventuale sottolineo, perché guardate, parlavo anche con il nostro coordinatore Bonaccini, anche con Federica, sembra che ci sia forse un confronto oggi in giornata, in serata, con il governo. Non si è ben capito, anche noi abbiamo informazioni giornalistiche forse più o meno fondate, più o meno vere rispetto a eventuali nuove misure. Io penso che dobbiamo guardare con obiettività il processo che si sta evolvendo, che ogni sanità è una storia a sé. Vi do solo un dato: voi se andate a farvi un'analisi, queste sono robe che non scrivono un po' in giro, no? Perché sono dati tecnici, l'incidenza dei ricoveri in terapia intensiva la percentuale sui ricoverati, noi stiamo tra i più virtuosi, no? Cioè, nel senso che per arrivare in terapia intensiva da noi c'è prima un filtro clinico e medico che ti garantisce subintensive, infettive. Sono delle regioni che arrivano anche 4 volte tanto, e quindi anche qui il vero tema qual è? Il tema anche di stabilire dei protocolli che siano assolutamente rispettosi della cura dei cittadini, ma che diano anche, come si dice, è vero che poi ci sono evoluzioni epidemiologiche che noi non ci permettiamo di discutere, però è altrettanto vero che ogni regione ha una storia a sé. Non stiamo meditando in questa regione lockdown o azioni pesanti. Ho pronta un'ordinanza che ritengo sostenibile e praticabile su altri fronti, che non anticipo, però per evitare, come vi ho detto ieri, sovrapposizioni. Se il governo decide qualcosa, vedremo cosa decide. E comunque se i punti che abbiamo noi in ordinanza non verranno recepiti, l'ordinanza, insomma, dopo questo confronto col governo verrà presentata. Nulla di traumatico nei confronti ovviamente delle imprese, di chi lavora, ma semplicemente, diciamo, aspetti di sanità pubblica che riteniamo fondamentali. Domande? Bonet, Federiva, Erle. Sì, allora, in qualche modo ho già risposto, Presidente. Cioè, volevo capire, alla luce di questi dati che ci sta presentando lei, cioè il Veneto potrebbe trovarsi a dover subire delle misure restrittive decise con gli IPCM. Cioè, volevo capire come spieghiamo ai cittadini che, nel senso che cerco di spiegarmi meglio, cioè abbiamo una narrazione un po' distonica tra quello che succede in Veneto e quello che succede a Milano, in Campania, in Piemonte, e sulla base sembra di quelle situazioni epidemiologiche il governo sta pensando a dei giri di vite che noi qui però potremmo trovarci a dover subire senza avere quel tipo di situazione. Cioè, come praticamente come coniughiamo? Ti ringrazio per questa domanda. Io non vorrei che passasse l'idea che noi non stiamo qui a contestare nulla, che sia chiaro, E siamo anche convinti che se ci sono misure giustificate da, come si può dire, da esperti epidemiologi, io dico che le valuteremo, perché poi c'è una quota di mutualità e solidarietà, coscienti del fatto che il virus non conosce i confini, no? Io non ho mai cantato vittoria, noi non abbiamo mai cantato vittoria e mai abbiamo ingrossato il petto davanti agli altri. Ricordo altri che dicevano che noi eravamo gli untori, no? Ve le ricordate? Abbiamo capito da questo virus che la situazione si evolve repentinamente, no? Ti ritrovi la Campania che non ha mai avuto, per dire, ma ha avuto pochi problemi nella prima fase, ne ha di più ora. Ci sono delle realtà che ne hanno avuto prima, ne hanno di meno ora, per cui non c'è da biasimare e da far confronti con nessuno, punto. Dopodiché, al momento noi non abbiamo notizie di misure coercitive proposte. Staremo a capire di cosa si tratterà e se si potrà discutere.
penso che il lavoro di squadra sia fondamentale. Porteremo le nostre ragioni, che non sono né negazioniste né assolutamente benevole nei confronti del virus, perché il virus c'è, perché quando tu hai 630 persone ricoverate e 73 in terapia intensiva c'è poco da stare qui a discutere se il virus c'è o non c'è. Non abbassiamo la guardia, prova ne sia che siamo pronti con 1718 postazioni di subintensiva pneumologie infettive, ma siamo pronti anche con 1000 terapie intensive. Però è pur vero che porteremo anche la nostra lettura dei dati, no? Che è una lettura che oggi ci dice questo. Ripeto, non si dica, non si scriva che noi stiamo, come si può dire, sminuendo il problema. Per noi il problema c'è, è grosso, importante, stiamo solo seguendo con un'attività di biosorveglianza e biostatistica i dati, perché la storia ci insegna che i dati vanno letti. E comunque vi dico che tutte le curve sono inclinate verso l'ascesa e non verso la discesa in Veneto. È pur vero che la curva delle terapie intensive, quando io a marzo vedo questo, guardate, iniziamo verso il 10 verso fine febbraio, fa così e arriva al 29 marzo al massimo, ora fa così. Queste sono le proporzioni, magari fa così domani, ma al momento fa così. Quindi è una curva lunghissima che, se rispettasse questo andamento, ve l'ho già detto ieri, arriveremo a 150 terapie intensive a fine novembre. Poi magari succede di tutto e fra 3 giorni abbiamo 150 persone in terapia intensiva, non ve lo so dire, però i dati ci dicono questo oggi. Ciò non vuol dire, ve l'ho detto io in maniera anticipata, che non siano necessarie delle misure di alleggerimento. Nel senso che, diciamo, degli aggiustamenti rispetto a aspetti di sanità pubblica si possono ancora adottare, ma questo vorremmo capirlo dopo aver visto cosa vuole fare il governo questo fine settimana. Io auspico che il governo prima o poi si decida di fare un piano come ha fatto il Veneto, dove in base ai numeri si sa già prima cosa accadrà, invece di stare qui sempre con la sorpresa del fine settimana. Grazie, buongiorno Presidente. Resto sul tema lockdown, anche alla luce di quell'intervista che oggi al Corriere della Sera ha rilasciato il professor Palù, dicendo basta con queste isterie, le ha definite, ritenendo eccessiva l'ipotesi di un blocco totale. Com'è l'elastico, tra virgolette, delle ordinanze rispetto ai decreti del governo? Nel senso, il fatto di poter essere restrittive o di poter essere ampliative ogni tanto cambia un po' il pendolo dei margini che vi vengono lasciati. Se dovessero esserci appunto misure più coercitive, che margini ha? Noi non abbiamo margini, perché il nuovo DPCM prevede, quello che è stato approvato 10 giorni fa, prevede che noi possiamo attuare misure restrittive in autonomia. Cioè se oggi si decidesse di chiudere qualcosa, il governatore può deciderlo in autonomia. Quelle, diciamo, amplificative, più lassiste, no? Le devi fare solo con la firma del Ministro della Salute, cioè la doppia firma. Per capirci, per assurdo, se uno dicesse no, si chiudono tutti gli esercizi commerciali alle 6 di sera e tu dici no, guarda, da me io voglio che chiudano alle mezzanotte, il governatore deve portarsi a casa la firma del Ministro della Salute. Prego? È fatto una volta con il decreto famoso che firmò lei? Ma allora è stato fatto, sai perché? Perché non c'era ancora giurisprudenza, o diciamo non c'era ancora procedura giuridica consolidata, e quello fu il primo provvedimento. Cioè, voi un giorno vi auguro di scrivere tutti un libro sul coronavirus e su sta storia, in quel punto dovreste scrivere che il vero primo atto formale è stata la firma di quell'ordinanza Zaia Speranza, che se avvenisse oggi magari si farebbe in maniera molto più semplice, con una firma diretta del Presidente della Regione oppure un DPCM nazionale. Allora chiudemmo le scuole, a zona rossa si chiuse il carnevale, si chiusero i teatri, i cinema, le chiese, se non ricordo male, con quella prima ordinanza. Se ci fu un'ordinanza dirompente, tanto è vero che ricordo anche molti dei vostri colleghi che andarono avanti giornate intere a dire che sbagliavamo tutto. E magari sono quelli che oggi fanno gli articoli dicendo che siamo troppo leggeri.
fiducioso sul fatto che eventualmente, avendo la controfirma di Speranza, si possa rimodulare una misura? No, io non sto proponendo nessuna rimodulazione, non so neanche cosa vogliono fare loro. E il contesto è un contesto di allerta, di semaforo giallo anche per il Veneto, non c'è da fare i salti di gioia. Mi arrivano ancora dei filmati di gente che fa festa, salta e balla, magari non si ammalerà mai, ma sicuramente rischiano di diventare dei super diffusori. Cioè, vorrei ricordare questo. Ma arrivano a casa, infettano la mamma, il papà, il nonno, la nonna, o il fratellino immunodepresso, o il parente oncologico. Questo è quello che accade. Noi lo vediamo in ospedale e poi cosa accade. Però vi porteremo in settimana anche le fasce di età, c'è un bel studio con le fasce di età dei morti in Veneto, così sfattiamo anche il dubbio che si dice che muoiono solo i vecchi. Non è proprio così con il coronavirus in Veneto e che comunque non è una giustificazione dire che muoiono solo gli anziani. È vero che l'età media è stata per noi 82 anni, ma è altrettanto vero che noi abbiamo i trentenni entrati in terapia intensiva e non sono usciti con le loro gambe. Ci me lo presentiamo un altro giorno. Te che tiri fuori una carta così, mi dorme per 3 giorni. Il l'incubo più grande del giornalista è il buco. Cioè, è vero o no? Cioè, diciamo ai cittadini, prendere un buco vuol dire che il concorrente fa la notizia e l'altro no. Quindi in mano di Bottacci sono in buone mani, non uscirà e nessuno prende il buco. Bisogna tranquillizzarli, se no... Ne abbiamo presi tanti, Presidente, ma ne abbiamo anche dati tanti. Questa frase è equivoca, va. Presidente, io non l'avrei mai detta sta frase. Dite a Crozza che l'ha detta lui. Parliamo degli scoop giornalisti. La prima domanda, mi scusi Paverosa, ieri sera un TG nazionale sosteneva che lei ha intenzione di chiudere, cioè di fare didattica a distanza per gli ultimi 3 anni delle scuole superiori. Non so da dove... Un TG nazionale? Sì, quindi volevo chiedere questo. La seconda, una chiarezza sui numeri del vostro piano. In questo senso, è vero che prevede 151 posti di terapia intensiva per scattare fase 3, però ne prevede 901 dei reparti medici per scattare fase 3. Siamo a 631, il dato che appena lei ha dato, la proiezione non è a fine novembre, evidentemente. Certo, ma io vi ho detto le terapie intensive a fine novembre. Questo le chiedevo, cioè se scatta anche solo... Scatta prima? Scatta prima. Okay. Sì. Ma guardate, abbiamo dato delle fasi, diciamo, con valori assoluti. È ovvio che poi si matchano i 2 valori, no? I ricoveri con le terapie intensive. Cioè quando io ho 900 allievi, pazienti in area non critica, 900 pazienti, sono 2 ospedaloni, ma di quelli grossi. Cioè vuol dire che devo cominciare a chiudere ospedali, perché non sono più in grado di meticciare i pazienti con pazienti normali, perché devo anche cominciare a dividere i percorsi, evitare infezioni ospedaliere, cioè parte tutto. Ve le ricordate i casi di Treviso o di Dolo, dov'è che è accaduto? Anche al civile, cioè, quando è accaduto che poi c'è stata l'infezione all'interno dell'ospedale, cioè noi dobbiamo evitarle queste robe. Ma la proiezione immagino, riguardo l'assessore di sicurezza nella cartella. Dipende da tante robe. Le scuole non mi ha detto... No, guarda, cioè, se facciamo un'ordinanza vi informiamo, nel senso che è ovvio che una delle leve potrebbe essere quella, ma non solo, cioè non anticipo nulla, perché magari, peraltro ho visto che anche altre regioni hanno fatto, ma ho visto il Friuli ad esempio, ma a valere dalla prossima settimana, da mercoledì o giovedì, per cui non è che ci siano, come si può dire, operazioni blitz, per cui non siamo assolutamente in linea. Forse chi commenta non conosce le carte. E l'ultima cosa, voglio anche ricordare una roba, perché adesso chi ha proposto sta roba a livello nazionale? Io, che adesso non mi venga a fare lezione che altri, però siccome sono quello che l'ha proposta, ho anche un'idea di come si deve fare e quando si deve fare. Siccome ho detto che sbagliavo tutto, vedo che adesso tutte le regioni stanno pian piano assumendo questi provvedimenti. Posso dire, non resterei sorpreso se lo assumesse addirittura il governo in questo fine settimana. Non so se lo faranno, ma non resterei sorpreso. Prego? Beh, insomma, ma penso che le regioni abbiano già dato un segnale.
La terza, ma forse era più per l'assessore, era che doveva esserci un incontro per cercare di armonizzare le linee delle US per le visite dei parenti o per le visite... No, dopo vi lascio l'assessore, grazie. O la lascio subito se avete finito. Poi io volevo chiedere, Presidente, adesso proprio in attesa del DPCM, considerati i margini stretti che ha la Regione di poter intervenire e solamente in maniera peggiorativa, diciamo, dei provvedimenti, qual è l'errore che non dovrebbe fare il Governo? Cioè il provvedimento sul quale il Veneto metterebbe il veto se potesse? No, guarda, è una materia delicata e che prevede una responsabilità che è estrema. Non aspettatevi da noi, cioè, che contraltari, cioè noi discuteremo assieme ai colleghi presidenti. Non esiste un confine del virus, guardate ragazzi, non esiste un confine del virus. Esistono sanità diverse, questo sì, ma il virus non si ferma a Peschiera o a Sirmione, non attraversa il lago piuttosto che a Piacenza o che so a Ferrara, cioè il virus gira, nel senso che come io ho contestato, vi ricordate quando contestai, perché c'è sempre qualcuno che legge sempre male la storia, io contestai le zone rosse a macchia di leopardo in Veneto e dissi fatelo per tutti, non ha nessun senso dire che Treviso è zona rossa e chi è da Vittorio Veneto può andare tranquillamente a far festa sul Fadalto per far contenti quelli dell'Alpago o altre zone del Cadore, cioè è un assurdo da un punto di vista epidemiologico. Tanto è vero che nottetempo modificarono il DPCM, se vi ricordate. Qualcuno disse Zaia non ha mai voluto zona rossa, ma sono istituita io la prima zona rossa, a voi. Quindi non vendete queste immagini del Veneto, che il Veneto non viene qui per fare casino. Il Veneto è qui per cercare di risolvere un problema. Abbiamo ben chiara l'istanza dei cittadini, ma abbiamo anche ben chiara la missione che ci spetta, che non è facile, che è quella di fare in modo di garantire la salute ai cittadini. E il punto di equilibrio è ovviamente rappresentato dalla sostenibilità, perché non si può morire di virus per tenere tutto aperto, ma non si può morire di fame per non avere virus. C'è il punto di equilibrio. E infatti vedete che il mondo scientifico, se vi prendete la briga di andare a vedere le dichiarazioni, il mondo scientifico è molto combattuto. Non è vero che ci sia chi è contro e chi è a favore, la verità è che c'è chi si posiziona più da una parte o più dall'altra, ma tutti riconoscono il problema. E se guardate la letteratura scientifica, andate a vedere non solo Nature, ma vedete The Lancet, ad esempio, che parla moltissimo di lockdown, parla moltissimo di... c'è un bello studio sul ruolo dell'apertura delle scuole nella diffusione dell'infezione. Allora capite che il mondo è un osservato speciale. Ad esempio nelle scuole noi abbiamo infezioni primarie, cioè vuol dire che il virus entra dalla famiglia, l'infezione domestica è quella che più pesa, è quella delle feste, è quella dei ritrovi. Pensate che nella letteratura scientifica internazionale dicono che uno dei temi, ad esempio, da tenere sotto controllo è le scuole di canto. Uno si mette a ridere quando legge una cosa così, ma poi lo spiegano, no? Che sono proprio le occasioni nelle quali c'è un'iperdiffusione di vapore acqueo e poi citano tutti i casi di cluster delle scuole di canto o dei mattatoi, altro tema sul quale si parla tanto a livello internazionale. Gli strumenti a fiato. Allora capite che è molto complessa sta roba. Perché vi dico queste robe? Non per fare l'erudito, ma per dire che dietro alle scelte che facciamo c'è tutto un ragionamento che viene soprattutto dalla letteratura scientifica autorevole. La Svezia ha avuto agli abitanti della Lombardia, meno degli abitanti della Lombardia, più 11 milioni. 11 milioni, ma siamo là. E ha avuto 4.400 morti, una roba del genere. E anche lì c'è un bel articolo scientifico che spiega, che però dice sì, la comunità urbana ovvio che ha avuto peso anche senza fare il lockdown, però gli altri non possono dire di non aver fatto il lockdown, perché è grande come l'Italia, dicono, e dagli abitanti di una regione italiana, quindi hanno avuto comunque molto più spazio e molta meno pressione demografica nei territori dove vivono. Pensate alla Finlandia, cioè Finlandia, gli abitanti, ha 5 milioni di abitanti se non ricordo male, è grande come l'Italia, ha 40.000 laghi, capite che
Insomma, si scrive molto a livello internazionale di questi, come si scrive che i test del futuro sono tutti test rapidi e in autosomministrazione. E quindi noi vi confermiamo che stiamo lavorando per l'autosomministrazione e spero che anche a breve di portarvelo. Allora c'è Pettenò della RAI e Albino, scusa ma io là in fondo non ti vedevo, dopo ci sei tu. Albino fa la sociale, distanziamento sociale. Presidente, proprio in base a questi dati che lei forniva a livello di studio, ma lei come vede alcuna applicazione perciò possibile nella situazione con i numeri che ci sono adesso nella realtà veneta per fronteggiare l'epidemia che c'è? E in secondo luogo le solite difficoltà che poi si creano con le lamentele, proteste, richieste da parte di chi lavora e di chi si trova in difficoltà, e secondo lei in una scelta del governo dovrebbero esserci già messi dei sostegni economici a chi si trova poi in difficoltà, in questo caso se ci saranno chiusure notturne, locali, ristoranti, centri commerciali eccetera? Guardate, io penso una cosa, che oggi i cittadini, se gli viene chiesto un sacrificio, penso a alcune attività commerciali, se gli venisse chiesto, non ve lo so dire perché non è nei nostri programmi regionali, che sia chiaro, ma se a livello nazionale chiedessero, penso che molti operatori, avendo avuto un'esperienza negativa dal lockdown, sarebbero molto scettici, preoccupati e disarmati davanti a questo. Perché? Perché non si è mai fatta la scelta di far viaggiare assieme alle scelte di natura di politica sanitaria a quelle di natura economica. Inutile che qualcuno venga a dire a me, Zaia non sa che nei DPCM non si può mettere il ristoro, ma è altrettanto vero che il ristoro lo si può decretare al fianco del DPCM. E poi scusate, si può scrivere tutto sulla carta, cioè non è che è vietato. Tanto è vero che ho fatto scrivere in un DPCM la frase che rispetto non mi ricordo più al turismo o a particolari attività commerciali, non ricordo più, ma ve lo posso anche portare la prossima volta, ci ho fatto mettere la frase con equo ristoro delle attività chiuse. Io penso che se noi avessimo un modello automatico di dire, come è accaduto in altri paesi, penso alla Germania, la chiusura corrisponde al 70%, al 60%, all'80% del tuo fatturato medio mensile, storico, uno dice sì, non riesco a coltivarmi i clienti, non riesco a fare le mie attività, però è pur vero che ho i lavoratori con gli ammortizzatori sociali, mi viene garantito la parte pulita del fatturato, diciamo spesato, perché non ho costi variabili, ma mi riconoscono solo i costi fissi, perché i costi variabili è non aprire il negozio, no? Non esercitare, magari i cittadini sarebbero più tranquilli, ma oggi nessuno si fida più. Cioè se non ci sono misure chiare, parallele, penso che veramente nessuno si possa fidare di questo. Ed è stato secondo me il grande errore, perché poi si è scelto nella fase 1 di fare questi interventi molto più a pioggerella, con le vicende che conoscete meglio di me, con contributi un po' più diciamo massivi, e quindi spesso non andando a realmente a sostenere i fatturati e i redditi delle imprese. Se, ecco, Albino, vai. No, allora Presidente, partirei dall'ultimo riferimento che ha fatto lei in testa rapidi, perché dalla relazione mi gira un'ansia che le leggo, e ovviamente in Italia è Crisanti che parla, in Italia in 5 mesi non abbiamo costruito una rete di sorveglianza degna di questo nome. L'accusa del professore Andrea Crisanti, responsabile dell'università. Adesso c'è questa corsa spasmodica a questi test rapidi che hanno dei problemi giganteschi. Ecco, non mi pare che in questo caso Crisanti stia scrivendo ragionamenti più ampi del riferimento del governo che abbiamo raccontato e scritto nei dettagli in questi mesi. Questa è la prima cosa. Poi avevo altre... Sì, no, sulla prima non sono in grado di commentare le parole del professor Crisanti perché non ne conosco la genesi. La seconda qual è? No, la genesi di Crisanti è che lui sostiene che probabilmente i test rapidi non sono sotto il profilo scientifico affidabili da quello che si capisce. Si
hanno problemi giganteschi, e quindi accuso ovviamente che si è rivolto al governo, visto che lui aveva proposto il piano. Non so nulla di queste robe, deve interpellare uno scienziato. L'altra cosa è questa, lei non pensa appunto, come diceva il collega Bono, che il fatto che 2 regioni siano praticamente fuori dal sistema sanitario, la Campania e la Lombardia in particolare, queste devono essere messe sotto controllo da un'autorità diversa? Cioè, in sostanza, in Campania si sono salvati fino all'estate scorsa perché ci sono stati contagi, però la macchina sanitaria mi pare stia dando segnali di cedimento. Questo non giustifica in nessuna maniera gli atti di insidiosità e violenza della camorra di prima notte, questa pare sia la cosa. E in Lombardia ci ritroviamo con fenomeni analoghi a quelli della primavera, per cui la struttura sanitaria è già in default, stanno chiedendo aiuto perché gli ospedali di Milano sono sovraccarichi e hanno bisogno di spostare i malati negli ospedali periferici perché non hanno ancora cambiato il patto tra sanità privata e sanità pubblica. Ecco, questi 2 fattori, se governati da un'autorità nazionale che fissi delle linee di guida omogenee, per cui siamo sicuri che siamo garantiti in tutto il paese, secondo lei vengono mai affrontate nella conferenza Stato-Regioni oppure non si può interferire perché l'autonomia delle regioni è tale per cui ognuno ha per raccogliere quello che vuole, poi con ripercussioni tali che stiamo valutando in queste ore, insomma. Ma guarda, io ti dico che noi, nonostante avessimo avuto dei dati buoni dal punto di vista sanitario, soprattutto nella prima fase, adesso la seconda fase è una storia a sé, cercheremo di capire, non abbiamo mai fatto i fenomeni e non vogliamo iniziare a farlo neanche ora, perché il Covid ci insegna che ci vuole intanto l'umiltà di affrontare un tema che non è noto, 2, i sistemi sanitari non sono confrontabili tra di loro, è inutile che qualcuno venga a dirmi confronta la Campania con il Veneto, con la Lombardia, cioè io non mi so neanche dire come sono organizzati da altre parti e nessuno si deve permettere di venire a mettere pegola qua in Veneto. E però dico una roba, so che cioè, il sistema viene messo sotto stress, non conosco le caratteristiche organizzative ed eventuali problemi, però devo anche dire che c'è un tema anche poi di fortuna su queste cose. Guardate che la forza che ha avuto il virus, io parlo della prima ondata, in Lombardia è stata una roba paurosa, ma un virus che a volte è anche inspiegabile. Se ci pensate, noi abbiamo avuto Vo, che è un cluster, vabbè, è famoso perché è stato il primo, ma molto probabilmente se fosse stato il terzo o il quarto nessuno parlerebbe di Vo per i dati epidemiologici che ci sono a consuntivo su Vo, che magari un giorno ve li portiamo, perché tutti parlano di Vo, forse varrebbe la pena dire quanti morti ci sono stati, quanti infetti ci sono stati, quanti sono finiti in ospedale, non ce ne abbiamo per ogni comune. E dall'altro ricordo che dopo 2 giorni il virus è arrivato a Venezia, ve lo ricordo per l'ennesima volta, è arrivato e è andato via. Io avrei pensato che a Venezia venisse fuori veramente un grande casino. Quindi è un virus difficilmente interpretabile. Ma addirittura vi aggiungo anche di più che nel sierologico si comincia a leggere anche a livello internazionale che alcuni pazienti hanno avuto il virus e non si rintracciano gli anticorpi nel sierologico. Quindi si pensa che ci siano anche altre letture rispetto all'immunità. Allora, se qualcuno pensa che di sto virus ne sappiamo tutto, si sbaglia. Oggi leggevo il professor Palù che parlava di una teoria a mio avviso non sbagliata. Io non sono nessuno per dire che il professor Palù non sbaglia, il professor Palù è un luminare, però lui ha fatto un passaggio che magari a molti sarà sfuggito, parla di ultravioletti, no? Perché d'estate il virus si è attenuato quasi a sparire? Lui dice nel passaggio che d'estate se c'è caldo c'è i raggi del sole che sono più incidenti, no? Perché l'estate è il momento in cui la Terra è più vicina al Sole, e gli ultravioletti. E questo potrebbe spiegare molte cose. D'inverno gli ultravioletti non ci sono come d'estate così in maniera importante. Per cui capite che c'è un sacco di robe da studiare ancora sto video. Perché vi dico questo? Perché ogni storia fa storia a sé. Cioè, se qualcuno pensa di mettere l'omogenizzatore e dire che quello che accade in Italia è uguale per tutti, no. Non è così. Albino, hai altre domande? No, per curiosità, secondo lei è possibile proporre come terapia, direi, come sistema di profilassi di massa,
il tampone nei luoghi di lavoro, imporre ai datori di lavoro di effettuarlo periodicamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche e anche private, perché è evidente che la sanità pubblica non si può fare, esiste un limite fisico, tecnologico degli esami, però serve uno strumento di autotutela che viene messo in atto, anche se gli ultimi dati che abbiamo dato e abbiamo pubblicato in questi giorni dimostrano che nei luoghi di lavoro l'infezione è molto bassa, però comunque superiori a quelli delle scuole. Siccome si aspetta un periodo molto lungo fino a maggio, un'ipotesi del genere, poi ogni... Allora, se parliamo in senso generale, guardando la letteratura scientifica internazionale, e usciamo, allora, il tampone molecolare, quindi il tampone che deve necessariamente entrare in laboratorio, ha una processazione che è vincolata da tutto un modello organizzativo territoriale. Noi abbiamo 14 microbiologie in Veneto che lo fanno, abbiamo 2 laboratori di riferimento che sono Padova e Verona, ovviamente quello di Padova come massimo riferimento, però vi dico anche che oltre un certo limite noi vediamo già 20, 21, 22 mila al giorno, basta che si rovesci una tanica in un laboratorio, già ne perdiamo 5 o 6 mila perché viene fuori un casino. Se a questo ci aggiungiamo la diagnostica rapida, quindi il tampone rapido, e se dicessimo che il tampone rapido, e non escludo che il governo affronti questo tema, lo può somministrare, diciamo, anche personale opportunamente formato, ma non necessariamente un medico, allora potrebbe essere già una grande frontiera, perché già noi vediamo la rapidità che abbiamo, perché non vai in laboratorio col tampone molecolare, col tampone rapido. Poi c'è il terzo livello, che è quello, evito di stare qui a parlarvi dei test rapidi di altro tipo, ma che è quello del test in autosomministrazione, sul quale noi stiamo lavorando, sul quale, scrivetelo senza problemi, siccome dicono sempre che diciamo puttanate, poi abbiamo sempre ragione, il mondo sta lavorando. Esistono già test rapidi in autosomministrazione, che sia chiaro. È un po' come la storia, ve lo ricordate quando è comparso il telefonino, il cellulare? I primi erano grandi come una valigetta e tutti dicevano, vabbè, ma non si diffonderà mai. Dopo 2 anni avevamo già il Motorola, possiamo dirlo tanto, non so se lo fanno ancora. Sì, lo startup era già un'evoluzione, avevamo già una saponetta grande così, no? Così, era così più o meno il primo, poi paf, è diventato piccolissimo. Per dire che l'evoluzione c'è, attenzione che se noi riusciamo non a realizzare, peso bene le parole, c'è già in laboratorio da noi, io l'ho anche provato, ma a validare con prove in doppio col tampone molecolare per vedere se funziona, noi nel giro di qualche settimana possiamo presentarlo. Capite a quel punto che opportunamente regolamentata la distribuzione e registrata, sapendo poi che il cittadino ha l'obbligo di segnalarsi in base, come un test di gravidanza, come una glicemia, capite che cambia il mondo. A questo punto capite, e qui condivido le parole del professor Crisanti, quando dice oltre un certo limite non si può più fare la tracciatura, il contact tracing, ma è ovvio, quando cominci ad avere 2-3 mila persone al giorno, vuol dire 60.000 persone al giorno da testare con i contatti stretti e tutto, c'è impossibile. C'è proprio un limite umano, no? Come dire uno mettiti sott'acqua in apnea e resta mezz'ora perché intanto devo fare, cioè, hai la certezza matematica che affoga. Quindi noi siamo in asfissia, nel senso che il tema del tampone in autosomministrazione è l'unica via di soluzione. Il tampone, insomma, del test in autosomministrazione. Test fai da te per capirci. Guardate, il mondo sta andando verso questa direzione, Non è un'invenzione nostra. Noi abbiamo avuto il merito di averle portate queste robe, tipo il tampone rapido entra in Italia grazie a noi. Altre domande al Presidente? Se no lascio l'assessore Lanzarini. Domani ragazzi, se ci sono novità abbiate la cortesia, magari vi convocheremo sul tardi stasera, se no ci vediamo lunedì. Grazie, buona domenica a tutti, grazie. Vi lascio l'assessore Lanzarini. Grazie. Ricominciamo il giro, domande per l'assessore? Federiva R. Per ora scusa Albino, ma dove sei? Non sono più preoccupare, poi ok. Federiva R.
Allora, quella che appunto anche il collega Erle faceva, cioè la uniformità di regole per gli accessi agli ospedali, e poi una extra Covid che mi chiede la redazione di Venezia, però sempre a tema sanitario, e cioè la condanna della Regione per il mancato accesso al pediatra di libera scelta dei bambini stranieri non lungo soggiornanti. È una sentenza del Tribunale di Venezia di credo 2 giorni fa, che è oggi sui giornali, insomma, per capire come la Regione si regolerà, visto che è stata condannata. Grazie. Allora, per quanto riguarda le visite all'interno degli ospedali, stamattina abbiamo fatto una lunga videoconferenza con tutti i direttori sanitari. Ci siamo dati tempo fino a lunedì per preparare una circolare, un documento da poi applicare a tutti gli ospedali. La maggior parte degli ospedali sta applicando le regole che ci eravamo dati, ossia la maggior parte fa entrare un familiare alla volta per 15 minuti, qualcuno anche solo su prenotazione, quindi tenendo i reparti più liberi e puliti possibili. Ci sono poi 2 situazioni che sono quella dell'USL e Berica, di cui ne abbiamo parlato anche ieri, che hanno invece blindato un po' di più gli accessi, e lo stesso anche per quanto riguarda l'USL Dolomiti, quindi Belluno, Feltre, perché hanno ritenuto, concordando con i primari e le direzioni mediche, di blindare un po' di più, insomma, le strutture. Stiamo raccogliendo quindi un po' tutto quello che sta succedendo, alcuni fanno anche i tamponi per chi poi va in assistenza, quindi fini vita e quant'altro, e quindi vorremmo anche in questo caso uniformare in tutto il territorio veneto, in tutte le USL, in tutti gli ospedali. Quindi abbiamo previsto che per lunedì, insomma, prepareremo quindi una sorta di circolare con queste indicazioni che saranno più uniformi possibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi oggi non vogliamo blindare totalmente gli ospedali, come è successo, quindi non vogliamo chiudere gli ospedali ai visitatori. Cercheremo però di effettivamente mettere in campo tutte quelle buone prassi anche che si sono consolidate in alcune USL per far sì che quelli siano degli ambienti sempre più protetti. E mi sento anche di fare una raccomandazione, questa ci arriva anche proprio dai dirigenti degli ospedali, proprio nel cercare di far capire alle persone, sia per quanto riguarda l'ospedale sia per quanto riguarda il pronto soccorso, che siamo in una situazione effettivamente critica, nel senso che il virus c'è, e quindi cerchiamo di accedere a queste strutture solo qualora fosse veramente necessario e non invece in maniera come succedeva un tempo. Ritorniamo quindi ad avere quell'attenzione che c'è stata soprattutto nel periodo di piena emergenza. Il secondo tema era quella questione della pediatria, del pediatra per i bambini stranieri. Ma abbiamo preso atto e quindi di conseguenza, insomma, c'è una sentenza, abbiamo preso atto, adesso la parte legale sta valutando appunto la sentenza. In vista di un appello in questo senso, o cambia qualcosa adesso nelle modalità organizzative? Questo era il senso della domanda. Aspettiamo la relazione dell'avvocatura regionale per poi decidere appunto sul proseguo. Erle. No, era la stessa domanda. Albino? Ma c'era una curiosità che mi sembra capire. Se noi prendiamo i dati in Veneto, i dati provinciali, c'è una grandissima differenza tra Peronta, Rovigo e Belluno. Sono 2 province con densità di popolazione più o meno analoghe. Mi pare che Rovigo abbia questo casi di positivo, Belluno di si riesce a capire qual è? Allora, teniamo conto che Belluno ci sono dei cluster che si sono molto propagati, cioè allora c'era il primo cluster che era quello, se vi ricordate, San Stefano di Cadore, di tutto il Comelico, cioè in cui ogni giorno aumentavamo di 10 positivi, insomma, quindi con un numero importante, tant'è che è stata creata anche una zona rossa, se vi ricordate, in accordo con i comuni su quella zona. E poi ci sono 2 situazioni che hanno sicuramente fatto aumentare molto i casi, che sono la casa di riposo di Cortina e la casa di riposo di Ponte delle Alpi, dove tipo nella casa di riposo di Cortina alla fine, insomma, quasi tutta la struttura è positiva, e quindi mentre la stessa cosa non sta succedendo, non è successo in alcune strutture del Rodigino, quindi questa è la differenza, cioè dei cluster individuati ma con numeri molto importanti.
E ora i cluster sono individuati, sono sotto controllo, non è che l'evoluzione sia ancora esponenziale in quei casi. No, allora è chiaro che quando parliamo anche tipo di case di riposo, poi c'è tutto il fronte degli operatori, delle famiglie degli operatori, quindi ci possono essere anche dei numeri, diciamo, che di conseguenza insomma aumentano, ma oggi insomma questi cluster sono isolati. Se non ci sono altre domande chiuderemmo qua. Grazie a tutti. Se no è colpa di Votazione che abita in quelle zone.